Una settimana e sarà di nuovo tempo di adunata nazionale degli alpini, la 90ª, l'adunata diffusa, quella tanto attesa da Treviso e dall'intero Veneto. Ancora una volta le penne nere bassanesi saranno presenti in massa e come tradizione, oltre a sfilare la domenica, saranno protagoniste anche con le voci del coro e del Vais, che per l'occasione sfoggerà anche una nuova divisa. Avremo una mezza divisa nuova perché abbiamo dei calzoni nuovi ed anche delle scarpe che abbiamo appena acquistato, quindi sfileremo con qualcosetta di nuovo anche quest'anno. Anche se un classico resterà quello che canterete. Il classico naturalmente sarà sul ponte di Bassano, dove per tutta la sfilata noi continuiamo a cantarlo, ad intonarlo, la gente ce lo richiede e noi continuiamo a farlo. Ma prima della lunga sfilata di domenica il coro del Vais sarà impegnato nella tradizionale rassegna corale. Il nostro concerto è il sabato sera alla chiesa di San Liberale alle ore 21 assieme ad altri 2 cori e faremo il nostro concerto. Intanto domani è prevista una preziosa anticipazione con la 27ª rassegna Cori Alpini ospitata all'Auditorium Graziani di Bassano a partire dalle 21. Avremo il coro Anna di Oderzo, che è il coro ufficiale della Dunata di Treviso, e quest'anno cambiamo un po' i nostri programmi normalmente di tradizione. Ci sarà un gruppo folcloristico di Sappada, gli Olzocar. Sarà una cosa molto bella, che un po' diversa dal solito, dalle nostre rassegne. L'ingresso al concerto è libero, tutte le offerte saranno devolute al progetto per i Veneti in difficoltà di Rete Veneta, coordinato da Mirella Tuzzato.